Avvolto dal rombo delle sue amate moto, in tantissimi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Vittorio Piva, il 17enne di Pieve del Grappa, morto mercoledì scorso a pochi metri da casa in località Cassanego di Crespano. Un terribile incidente sulla motocicletta e una giovane vita stroncata. Un'intera comunità che si è stretta attorno ai genitori, alla sorella, i compagni di scuola, gli amici del paese, la filarmonica dove suonava il corno. Difficile trattenere il dolore per la perdita anche per il parroco Don Gaetano Borgo, che ha usato parole colme d'affetto per questo giovane capace di regalare un sorriso a chiunque. Oggi affrontiamo un passaggio esistenziale che fa parte del nostro zaino fin dalla nostra nascita. Lo sappiamo, ma non così. Non in questo modo, non così, non in questo modo. Vittorio è bellissimo ed è bellissimo così. I genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi del loro ragazzo, che continuerà così a vivere in altre vite. Le rose donate dai bambini della primaria a mamma Stefania, insegnante proprio a Crespano, toccanti le parole degli amici. Compagni e professori dell'Agraria Parolini, dove frequentava il quarto anno, hanno voluto dare il loro saluto a Vittorio. Vittorio, sei stato un ragazzo meraviglioso, portavi allegria a tutti. Continuavi a strappare sorrisi, sentiremo la tua mancanza per sempre. La tua forza ci aiuterà, ingranando da prima, ad affrontare la ripida salita. Sarai sempre in classe con noi. Questo non è un addio, ma un arrivederci, ricordatelo. Ho scoperto troppo tardi che suonavi in una filarmonica. Avremmo potuto condividere qualche marcia sinfonica, di cui sono ghiotto. La mattina quando vado a scuola ne ascolto sempre una in macchina. L'ascolto e ti penso. Ti penso e sorrido. Un abbraccio, Vittorio.